L'emergenza inquinamento del mare a San Leone, il videogiornale tra i bagnanti lungo il litorale del Viale delle Dune. Opinioni a confronto, Dario Piparo. In questi mesi ha tenuto particolarmente banco lo stato di salute delle acque di San Leone. In questa calda giornata di luglio, come potete vedere, il Viale delle Dune è pieno di automobili. Ecco, siamo scesi in spiaggia a chiedere direttamente agli agrigentini qual è il loro pensiero sullo stato di salute delle acque. Per il momento sembrerebbe bene, però l'anno scorso mi lamentavo in continuazione, anche perché non si è fatto molto. Più che altro si lamentava su cosa? Per l'acqua sporca, per i problemi che c'erano precedentemente e per tutte queste cose qui. Già l'anno scorso avevo da ridire, quest'anno ancora sto in silenzio, poi vedremo. Secondo me l'anno scorso era più sporco, ora di meno, ma comunque non manca la presenza della sporcizia. Nonostante tutto non rinunciate a venire a San Leone al mare? Ma che cosa dobbiamo fare? Ci adeguiamo, diciamo. Comunque fino a quando non fanno il depuratore non c'è altra soluzione. Voi vi aspettate che la situazione possa cambiare in breve tempo? Ad Agrigento mi sembra difficile. Con l'esperienza già di 50 anni che sono ad Agrigento, mi sa che le cose giuste sono sbagliate, le cose sbagliate sono giuste per Agrigento. L'acqua purtroppo è peggio rispetto all'anno scorso. Io vengo solo per una questione di comodità perché sto qua vicino, anche se preferirei comunque spostarmi verso Lido Azzurro, Giallo Nardo, quelle zone lì. È così, no? La nostra spiaggia ci teniamo, per cui cerchiamo di fare finta che non esiste il problema, quando invece sicuramente... non sono informata del caso, però sicuramente è così. Un po' di paura c'è sempre, anche perché ho 2 bambini piccoli, quindi è sempre rischioso, però almeno qua lo vedo pulito. A giorni sono, è un paio di giorni che ci vengo e a giorni, oggi per esempio è sporca l'acqua. Sabato sono venuto e era abbastanza chiara, ma oggi si vede che ci sono delle schiume, un po' che è sporca. Sembra pulita, ma non è pulita. Lei viene spesso qui a San Leone? No, spesso no. Io abito qua, però non vengo spesso. Per un peccato, avere una spiaggia così bella, essere sporca, inquinata. Sì. Nonostante tutto però continuerà a venire? Sì, e dove dobbiamo andare? A Porto Empedocle, che è lontano, poi ce l'abbiamo a 2 passi. Mare di San Leone, tutti a chiedersi in quali condizioni versi. L'opinione pubblica si divide e spesso, come diceva Fabrizio De André, mostrando la differenza tra idea e azione. Infatti gli stessi bagnanti convergono per la maggiore su giudizi sfavorevoli riguardanti le acque, ma nonostante tutto non rinunciano alle battigie di San Leone. Le motivazioni ipotizzabili sono molteplici: comodità, vicinanza, consuetudine, ma in alcuni casi vera e propria divergenza d'opinione. Difatti, nonostante il fermento civile istituzionale che accompagna il dibattito, le testimonianze video e l'attenzione della stampa, qualcuno crede che al contrario il reale stato delle acque non sia così instabile. Il problema è un po' esagerato pure, è vero è che ci sono giorni che il mare è sempre sporco, determinati orari, eccetera, ma forse è dovuto dalle correnti del fiume Naro, eccetera, che le porta qua, eccetera, ma come vedete è limpidissimo qua il mare, eccetera. È una pubblicità che forse sono interessi oscuri che a noi non vogliono sapere, come il depuratore di Villaggio Peruzzo, altre fognante, eccetera. Ci sono molti interessi occulti secondo me su questo. È vero che molte volte, come dicevo poco fa, il mare verso le 11:30 del giorno c'è schiuma, eccetera, ma il problema viene esagerato. Quando vedo le persone che buttano i bicchieri, li piatta, la carta e la lasciano sulla spiaggia e poi mi dicono a me che è sporco, non è giusto. Quindi secondo lei prima di tutto parte dalla gente? Prima di tutto si deve cambiare la testa alla gente e poi si cambiano altre cose. Logico, chi dice che ci sta la fognatura, chi dice che ci sta qua, ci sta questo. Ma prima siamo noi, la gente, che facciamo tutta la sporchizia.
Oltre ai riversamenti imputati all'inefficienza della condotta sottomarina, i capi di accusa riguardano la mancata depurazione e l'affluenza di acque impure deducibili dal fiume Akragas e dal fiume Naro. Il tutto si contestualizza all'interno di un periodo estremamente caldo, al di là dei riferimenti prettamente climatici. Il batti e ribatti che ha come centro di imputazione Girgenti Acque avrà una risoluzione giudiziaria. Sarà compito della Procura della Repubblica tentare di chiudere questo saggio di scarsa trasparenza e in questo caso non parliamo di mare.